Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio alle 12:30. Come avevamo annunciato ieri, saremo collegati con la sala stampa della Protezione Civile di Marghera, da dove il presidente Luca Zaia farà il punto sulla situazione legata appunto all'emergenza coronavirus. Temi ce ne sono moltissimi, soprattutto dopo la conferenza stampa del premier Draghi con gran parte del governo, che ha spiegato che cosa succederà da qui in avanti, con un possibile ipotetico ampliamento delle restrizioni legate al Green Pass, con tantissime novità che andranno a incidere quasi certamente da qui all'autunno sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Quindi 12:30, conferenza stampa di Zaia, tante notizie e soprattutto i dati per capire che strada sta prendendo questa pandemia in Veneto. Noi andiamo invece immediatamente a Vicenza, dove c'è la nostra Gabriella Basso. Suona mezzodì, siamo proprio giusti e in diretta. Gabriella, esatto. Buongiorno, raccontaci che cosa succede a Vicenza. Allora, appunto, come dicevi tu, siamo assolutamente in diretta perché lo scampanio dà l'idea appunto della nostra diretta di ogni giorno, peraltro sulle reti di Rete Veneta. Ecco, ti dicevo, oggi abbiamo sentito un po' anche cosa ne pensano i vicentini di questa possibilità che il premier Draghi non ha scartato, ovvero di rendere obbligatoria la vaccinazione nel momento in cui, per esempio, le autorità sanitarie faranno terminare appunto la sperimentazione di quelli che sono i vaccini, rendendoli diciamo di fatto permanenti. Ricordiamo che sperimentazione che comunque non fa sì che il vaccino non sia valido, ma semplicemente era un periodo di transizione, tutto qua. È obbligo vaccinale a cui al momento i cittadini di Vicenza che abbiamo sentito al nostro microfono sono tutti favorevoli. C'è chi addirittura ha detto doveva essere fatto fin dall'inizio, altri che dicono bisognerebbe piuttosto che la gente, anziché arrivare diciamo a renderlo obbligatorio, che la gente abbia coscienza di quanto sia importante a livello sociale la vaccinazione. Gabriella, ti interrompiamo perché abbiamo forse qualche piccolo problema di audio, ma non sappiamo se si tratta delle nostre apparecchiature qui nello studio o proprio dell'uscita audio. Chiedo alla regia di confermare. Andiamo avanti, è un problema dello studio. Ti chiedo scusa, andiamo avanti, Gabriella. Niente. No, ecco, non so fino a dove mi avete sentito, comunque quello che volevo dire è che i vicentini sono assolutamente favorevoli a questa ipotesi non del tutto remota di rendere obbligatorio il vaccino, perché appunto quello che ha detto il premier Draghi ieri in conferenza stampa, se le autorità sanitarie europee praticamente chiuderanno la fase di sperimentazione dei vaccini, quindi e non si sarà raggiunto entro fine settembre l'80% della popolazione vaccinata, potrebbe essere appunto che si arrivi a questo passo. I vicentini sono tutti favorevoli, almeno quelli che abbiamo sentito noi, ecco, volevo ribadire questo concetto. Favorevoli perché alcuni ci hanno detto forse era anche il caso di farlo prima, forse fin dall'inizio valeva la pena e non solo arrivare a fare delle categorie che fa in qualche modo discriminazione. Altri ci hanno detto invece che magari sì, sarebbe meglio la possibilità di decidere, ma ci vorrebbe più coscienza da parte dei cittadini, quindi alla fine va bene anche l'obbligatorietà. In questi giorni naturalmente tutte le nostre redazioni più o meno si stanno occupando di questo argomento, perché naturalmente l'obbligatorietà del vaccino dovesse arrivare, insomma, creerebbe anche qualche tensione sociale. Abbiamo visto che già solo l'ipotesi dell'obbligatorietà del Green Pass ha spaventato molti, abbiamo visto molte manifestazioni di piazza. Immaginiamo l'obbligatorietà del vaccino cosa potrebbe causare, ma questo lo vedremo se e quando accadrà. Adesso Gabriella, ti chiedo di stare qui con noi perché abbiamo un servizio della vostra redazione appunto di Vicenza su come stanno affrontando i ristoratori l'ipotesi di questo prolungamento del Green Pass, che ormai è certa fino all'autunno, e come gestiranno appunto questo cambio di soprattutto climatico. Per ora fa piacere a tutti star fuori a cena o a pranzo, quando ci saranno molti meno gradi la cosa potrebbe farsi un po' più complicata. Sentiamo cosa ci hanno detto i ristoratori. Molti dei nostri colleghi danno per certo che non faranno entrare nessuno e faranno solo asporto, quindi si sa che l'asporto è comunque un 10% del fatturato normale, quindi andiamo incontro a una grossa crisi nel settore, un grosso aggravio di spese e non si capisce perché continuiamo con questa
obbligatorietà nel Green Pass. Molti ristoranti e bar hanno giovato dei plateatici e del periodo estivo con cene all'aperto, escamotage che ha raggirato temporaneamente la problematica del controllo al Green Pass. Ma ora, con la stagione delle piogge in arrivo, il problema si ripropone con dimensioni differenti. Pertanto la decisione per molti ristoratori di scegliere il male minore, optare per l'asporto. Meglio poco che chiusi, sembra il motto che alle porte dell'autunno rappresenta lo stato d'animo dei gestori, provati dall'anno di tira e molla con un rodaggio del Green Pass che ha messo in luce criticità e difficoltà del sistema di controllo. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che non è così leggibile come si credeva all'inizio. Molte volte, pur avendo valido il Green Pass, viene dato per nullo, per non valido, scusate, per cui comunque c'è una perdita di tempo incredibile. Su ristoranti locali in cui c'è un grasso via vai si bloccherebbe il lavoro, bisogna assumere persone, il personale come si sa adesso non si trova, è impossibile trovare personale, quindi cosa facciamo? Creiamo degli imbuti all'ingresso degli assembramenti, all'ingresso dei locali? Tante domande alle quali prima o poi qualcuno dovrà dare risposta, noi le raccogliamo e le giriamo con la nostra informazione a chi di dovere, ma torniamo a Vicenza perché Gabriella non c'è solo il Green Pass, non ci sono solo i temi dell'obbligatorietà eventuale del vaccino, ma Vicenza comunque ha notizie di cronaca e molto da raccontare come sempre. Sì, infatti cronaca perché porta purtroppo una brutta notizia. Nella notte, sono le 23, in località San Bonifacio, ha perso la vita un quarantenne di Chiampo, anche se oggi si parla di Arzignano, ma in realtà il quarantenne è originario di Chiampo, anzi viveva a Chiampo, conosciuto anche in paese, quarantenne che lascia 2 figli e una compagna da cui però si stava separando. Il quarantenne è una tragedia perché non si sa ancora esattamente cosa può essere successo, perché l'uomo ha perso il controllo della macchina finendo contro un grosso platano e poi continuando la sua corsa in un dirupo e andando a distruggere anche una parte di un vigneto che c'era lì in zona. Pensate che i vigili del fuoco ci hanno impiegato tantissimo a riuscire ad estrarre l'uomo dalle lamee, praticamente fino all'1:30 hanno lavorato per cercare di liberarlo. Per lui ovviamente purtroppo non c'è stato nulla da fare, i sanitari che sono giunti comunque sul posto non hanno potuto altro che constatarne il decesso. Le immagini sono effettivamente agghiaccianti, ma potremo vederle questa sera nel TG Vicenza con tutte le altre notizie, con tutto quello che è successo e che succederà oggi nell'area iberica. Gabriella, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio, vediamo, visto che abbiamo parlato di questi annunci da parte del Premier Draghi, sentiamo che cosa aveva detto. Pensa che questo obbligo vaccinale possa essere introdotto e le volevo anche chiedere, si va verso una terza dose di vaccino come accade in altri paesi come Israele o la Germania? Grazie. Sì a entrambe le domande. Sì, darei poi anche la parola al Ministro Speranza, ma è sì a entrambe le domande. Si arriverà all'obbligo vaccinale. Il pensiero di Mario Draghi è chiaro. È un premier lapidario quello che incontra la stampa dopo il Consiglio dei Ministri e il giorno dopo il voto della Lega contro il Green Pass in Commissione Affari Sociali che ha fatto esplodere nuova tensione in maggioranza. E il messaggio a Matteo Salvini è altrettanto limpido. Non solo il Green Pass resta, ma verrà esteso a più categorie. Il Ministro Speranza ed io ne stiamo parlando, discutendo da un po' di tempo. Guardi, l'orientamento è sì, verrà esteso. Sulle modalità e le categorie sarà una cabina di regia ad esprimersi. La direzione è quella, sì. Dobbiamo decidere col Ministro Speranza tante cose, tra cui l'estensione del Green Pass. A chi? Non se, ma a chi e quanto svelti. Sui mal di pancia del leader del Carroccio, altra risposta chiara. Il chiarimento politico lo fanno le forze politiche, quindi terzo, è chiaro che è auspicabile una convergenza di una maggiore disciplina nelle deliberazioni politiche. Quarto, il governo va avanti. Insomma, fa capire Draghi, il piano del governo ha ormai il suo percorso tracciato e difficilmente si potrà tornare indietro, tanto meno di fronte all'odio Novax che Draghi stigmatizza solidarizzando con chi è nel mirino di minacce e attacchi. Devo anche esprimere la mia solidarietà piena a tutti coloro che sono oggetto di violenza da parte di odio, da parte dei cosiddetti Novax. Questa violenza è particolarmente, direi,
odiosa, vigliacca, quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia. Facciamo ora una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta, in onda, anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio alle 12.30, quindi fra un quarto d'ora saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il Presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Dopo, dicevamo, la conferenza stampa di Draghi di ieri, sono molti i temi sul piatto, temi che potrebbero anche un po' alzare la temperatura e lo scontro sia politico che sociale su argomenti complicati come il Green Pass, come l'obbligo vaccinale che è stato paventato, che è stato messo appunto sul piatto per un futuro che potrebbe essere anche abbastanza immediato da parte del Premier. Per ora è tutto come ipotesi, è tutto come direzione, anche la terza dose, l'ipotesi della terza dose sembra quasi certa, però manca il nero su bianco, manca il decreto, manca una conferma definitiva e soprattutto una tempistica definitiva. Noi siamo qui per darvene conto, se ne parlerà di sicuro che con Zaia fra pochi minuti, quindi non resta che aspettare. E prima ancora di tutto ciò continuano le frizioni, gli attriti, le polemiche sul Green Pass. Nell'Alta Padovana una maestra voleva entrare a scuola senza Green Pass e il preside è stato costretto a chiamare i carabinieri. Si è presentata a scuola ben consapevole di essere senza Green Pass, niente vaccino anti-Covid e niente tampone valido per 48 ore. Una maestra della primaria di Campagna Alta di San Martino di Lupari si è opposta alla richiesta del dirigente scolastico che non l'ha voluta far entrare perché sprovvista di Green Pass. Dopo molti tentativi e vedendo le insistenze della docente, il preside è stato costretto a chiamare i carabinieri visto che gli animi si stavano scaldando. Quando i militari dell'Arma sono arrivati all'esterno del plesso scolastico hanno identificato la docente che senza opporre resistenza ha desistito dall'entrare a scuola e si è allontanata da sola. La maestra trentenne è stata bloccata all'ingresso al momento di esibire il lasciapassare verde che secondo la circolare del Ministero è obbligatorio per tutti i lavoratori della scuola. È un diritto quello di scegliere se vaccinarsi o meno, ma se la legge dice che per entrare a scuola bisogna avere il Green Pass, bisogna tenersi a queste disposizioni. È il commento del sindaco di San Martino di Lupari, Corrado Bortot. In generale però in Veneto la situazione della scuola sembra tranquilla, ce lo confermano anche i vertici regionali dell'istituzione. Noi abbiamo avuto 2 insegnanti che ci sono stati segnalati, e un collaboratore scolastico e un direttore dei servizi amministrativi. Oggi abbiamo avuto qualche altra segnalazione, quindi comunque si contano, diciamo, sulle dita di una mano. Primo giorno fuori dall'aula perché senza Green Pass. Al quarto, considerato assenza ingiustificata e dunque contrattenuta dello stipendio, insegnanti o personale scolastico che ancora non si saranno messi in regola saranno sospesi. Sono insegnanti che rifiutano tutto il meccanismo che priverebbe la loro libertà, conferma la dottoressa Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto. In qualche caso è stato presentato invece un certificato di esenzione dalla vaccinazione, che è l'altra modalità comunque che permette di entrare, che non è stato considerato regolare dai dirigenti scolastici, perché il certificato di esenzione deve essere rilasciato dal medico vaccinale e non da altri medici come il medico di famiglia o uno specialista, per esempio. Si controlla attraverso l'app come al ristorante, le verifiche sono quotidiane, il che rende il meccanismo estremamente macchinoso per tutti gli istituti. Siccome non c'è stata una deroga a queste disposizioni sulla privacy, ovviamente il garante ci ha ricordato quello che è ovvio, e cioè che non è possibile al datore di lavoro conoscere il dato sanitario che è alla base del Green Pass. Se è vero che il personale scolastico ha raggiunto livelli di immunizzazione altissimi, oltre l'85%, il 95% nella Marca Trevigiana, il vero banco di prova sarà il primo giorno di scuola, il 13 settembre, poiché il personale invitato in presenza in questi giorni copre soltanto i corsi di recupero. Intanto sono diversi i docenti che si starebbero vaccinando in questi giorni. Sappiamo che in questi ultimi giorni c'è stata una intensificazione comunque
comunque dell'accesso agli hub vaccinali da parte di, diciamo, degli ultimi ritardatari, chiamiamoli così tra virgolette. Io credo veramente che arriveremo quasi al 100% alla fine dei conti quando saremo vicini al 13 settembre. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, però parliamo di cronaca, perché un ragazzino ha avuto un malore sullo skate, è caduto e ora è grave. Un 16enne di Chirignago è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale di Mirano. Mercoledì, verso mezzogiorno, è stato colpito da un attacco cardiaco in via Palladio a Spinea, dove vive con la famiglia. Il ragazzo è uscito dal McDonald's con delle patatine e una bibita. È salito sul suo skateboard e ha percorso alcuni metri lungo questo marciapiede. Poi si è accasciato a terra. 3 ragazzi, tra cui un corriere di HL, si sono accorti dell'accaduto e hanno chiamato i soccorsi, mentre sul posto è giunta una dottoressa del pronto soccorso che abita poco distante e che ha assistito alla scena per praticare il massaggio cardiaco al ragazzo. Poco dopo sono arrivati i medici del SUEM e gli agenti della polizia municipale che nel frattempo hanno avvisato i genitori del 16enne. La scorsa settimana, mentre era in vacanza con loro e la fidanzata, il ragazzo aveva avuto una febbre alta per un paio di giorni circa, poi rientrata. Il tampone era risultato negativo, ma ora saranno i medici a stabilire se i 2 episodi possano essere collegati o meno tra loro. Le prossime ore saranno decisive per valutare le sue condizioni, soprattutto alla luce del fatto che dopo la caduta è rimasto senza ossigeno per alcuni secondi. Nel seguito della nostra informazione avremo anche più notizie su questi fatti che avvengono, riusciremo, se non durante il Focus TG, sicuramente nei telegiornali delle nostre emittenti di questa sera a raccontarvi maggiori dettagli. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo e alle 12:30 c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda e adesso anche in streaming su Facebook per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto. Fra pochi minuti saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Venezia, Marghera, per la conferenza stampa di Luca Zaia, che possiamo già vedere grazie alla regia di Alessandro Costacurta, temi complicati, quelli del Green Pass, dell'ipotesi dell'obbligo vaccinale, della quasi certezza di una terza dose del vaccino, quindi molti temi. C'è da dire però, e questa notizia ci arriva dall'ANSA ed è una notizia non banale, perché dopo 6 settimane l'indice di trasmissione, l'R/T, torna sotto quota 1. Questo è un dato nazionale. Nella settimana del 23 luglio aveva raggiunto un picco di 1,57. Con lo 0,97 invece di questa settimana il valore si riporta a quello della settimana del 16 luglio, 0,99. Quindi c'è una curva in discesa che è tornata allo stesso livello della seconda decade di luglio, quando poi iniziò a salire, ricordiamo il picco di agosto e di luglio soprattutto. L'ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane, porta alla replicazione del virus quasi a livelli soglia. Il 6 agosto, dato ufficiale nazionale, era a quota 1,56, il 13 agosto 1,27, il 20 agosto 1,1, immaginiamo la curva in discesa, e il 27 agosto 1,01. Valori sono all'esame oggi della cabina di regia. Ricordiamo che il venerdì escono i report nazionali con le suddivisioni delle regioni. Non dovrebbero esserci sorprese da questo punto di vista. Sappiamo che il Veneto, nonostante un indice di contagio comunque un po' alto, perché abbiamo parecchie centinaia di casi ogni giorno, dal punto di vista prettamente sanitario non soffre assolutamente la spallata di questa fase dell'emergenza. Prima di vedere i dati, che comunque ricordiamo non sono gli ultimi disponibili perché quelli li fornisce sempre Luca Zaia all'inizio della conferenza stampa, vi diamo una notizia che potrebbe essere anche di servizio. Vediamo questa fotografia che ci arriva dalla nostra redazione padovana. Si tratta del casello autostradale di Padova Ovest.
dove un furgone ha preso fuoco, un furgoncino ha preso fuoco al casello, non ci sono feriti, non ci sono persone che hanno perso la vita fortunatamente non è neanche un incidente, è semplicemente davvero un furgone che ha preso fuoco, però ingresso autostrada, quindi tutti i disagi del caso per la viabilità, vigili del fuoco sul posto, polizia sul posto, accesso chiuso, ci segnalano, vediamo quanto durerà questo problema. Torniamo in studio con questa fotografia, chiudiamo la parte della cronaca e vediamo, in attesa di Luca Zaia che dovrebbe arrivare a momenti, gli ultimi dati disponibili, perché è importante, eccolo qua, ce li dà direttamente lui. Buongiorno. Noi siamo pronti, buongiorno a tutti. Oggi non c'è l'assessore Lanzarini perché aveva un impegno istituzionale, fra l'altro, in quel di Chioggia, se non ricordo male. C'è il dottor Mongillo della prevenzione, uno dei collaboratori della dottoressa Russo, e oggi parlerà dopo di me del tema del modello previsionale, quindi avete anche delle proiezioni. Tra l'altro il dottor Mongillo ha assestato e affinato il modello, noi ce l'abbiamo pronto da più di un mese, però ho voluto vedere se poi si rendeva compatibile con quello che stava accadendo. Abbiamo visto che il modello comunque è sempre in un range accettabile di un più o meno 10% rispetto alla previsione, anzi abbondantemente sotto. Ma poi ve ne parlerà lui. Io ho un po' di comunicazione da darvi, poi sono a disposizione per le domande e quindi poi passo la parola al dottor Mongillo. Passerei col bollettino. Test rapidi sono 6.577.425, test molecolari sono 6.388.893. In totale sono quasi 13 milioni di tamponi, sono 12.966.318, quindi 12.966.318 tamponi eseguiti dal 21 febbraio 2020. Totale di positivi nelle ultime 24 ore sono 637. Positivi con 41.430 tamponi. Guardate, questo è un numerone, sono veramente tanti tamponi, con un'incidenza dell'1,53%. Positivi ad oggi isolati 13.079. Poi nelle proiezioni che vi darà il dottor Mongillo vi darà anche le proiezioni per i positivi che avremo nei prossimi giorni. Nella proiezione che tu dai a 3 settimane vi dirà ovviamente terapie intensive ricoverati, positivi a 3 settimane. Numero positivi dall'inizio dell'infezione sono 456.975. Totale di ricoverati per Covid 279, meno 7. Ricoverati in area critica dei 279 sono 225, meno 6. In terapia intensiva 54, meno 1. Ai 54 delle terapie intensive si aggiungono i 349 che sono non Covid, quindi abbiamo 403 persone in terapia intensiva nei 68 ospedali del Veneto. Totale dei decessi 11.693 più 2, dimessi 22.929, che per chi ancora non l'avesse capito va paragonato questo numero. 456.975 sono i positivi del 21 febbraio. Di questi in ospedale sono stati ricoverati 22.929.
Quindi si capisce che almeno 430.000 persone positive sono state curate a casa o si sono curate a casa perché avevano sintomi e non ce li avevano proprio, hanno fatto solo l'isolamento. Siccome sembra che le cure domiciliari non le abbia fatte nessuno, è bene ricordarlo ogni tanto. Di 456.000, 22.000 in ospedale e praticamente 430.000 curati a casa. Alcune considerazioni. La prima, come lo vedrete dal modello, il modello non ci dà remissione della curva dell'infezione, e poi è giusto che ve ne parli il dottor Mongillo, nulla di preoccupante, però comunque ci dice, guarda, che da qui alle prossime 3 settimane non è che arriva l'alluvione, però comunque non abbassate la guardia. L'infezione è evidente che ci sia, un'infezione che peraltro stiamo gestendo bene, e vorrei ricordarvi, scusate, ho una montagna di carte oggi, vorrei ricordarvi che siamo ad oggi con una classificazione nazionale che ci dice un R con T 0,90, incidenza 92,9 casi su 100.000 abitanti a settimana, quindi incidenza 92,9, occupazione terapie intensive 5%, sono 54 se ci pensate su 1000, sono il 5%, occupazione area medica 3%. E questi sono dati che ci fanno ovviamente capire che siamo ancora in zona bianca, che non c'è un pericolo imminente di passaggio di zona, ma che ci dobbiamo mettere d'impegno, utilizzando le mascherine dove c'è assembramento, che sia all'aperto o al chiuso, se c'è assembramento devi usare questa mascherina, igiene delle mani, distanziamento da privilegiare sempre sociale, e cercare di accompagnare questo corso dell'infezione con la vaccinazione. I vaccinati in Veneto non sono pochi, perché il dottor Mongillo nel bollettino di oggi ci dice che 22.532 sono i vaccini fatti ieri, un bel numero. Fra l'altro c'è un incremento, perché ho visto c'è un incremento anche delle prenotazioni, abbiamo superato le 5.000 prenotazioni al giorno. Abbiamo già inoculato 6.312.541 dosi. 6.312.541 dosi. Qual è il contesto nel quale noi ci stiamo muovendo? E vi do i dati. La popolazione veneta vaccinabile è vaccinata o in procinto di essere vaccinata con la prenotazione per il 78,9%. Siamo già al 79% per capirci. 78,9% è la media regionale. Vediamo le categorie di età. Chi ha più di 80 anni è vaccinato al 99%, cioè fatto 100 gli over 80, 99 hanno già il vaccino. 70-79 anni, 92%. 60-69 anni, 88%. 50-59 anni, 80%. Questo è un bel dato, perché sembrava che non ripartisse più questa fascia di età. 40-49 anni, 72%. 30-39 anni, 68%. 20-29 anni, il 74%. Notare questo dato che è importante. Cioè i 20-29 anni superano i 30-39 e i 40-49. C'è voglia di vaccino, insomma si vaccinano. I ragazzi dai 12 ai 19 anni ormai il 60%. Vi do un bel dato: dal 13 agosto, da quando abbiamo iniziato a garantire anche l'accesso diretto ai giovani dai 12 ai 25 anni, abbiamo avuto 25.300 accessi tra i giovani. 12-25 anni. Ricordo ai cittadini che noi abbiamo l'obbligo di garantire che la macchina vaccinale funzioni, e funziona, che i 12-25 anni hanno garantito l'accesso diretto in qualsiasi momento senza prenotazione,
E in egual misura accade anche per gli over 60. Chi ha più di 60 anni in Veneto può tranquillamente anche in questo momento alzarsi dal divano, dalla sedia, se ci sta ascoltando, e andare nel primo centro vaccinale e verrà vaccinato. La vaccinazione è volontaria, però è innegabile che la vaccinazione abbia cambiato il corso della storia del coronavirus. Lo vediamo nei ricoveri, dove ormai si vede che nelle terapie intensive un abbondante 80% di occupazione ce l'abbiamo con pazienti non vaccinati e in area medica oltre il 70% con pazienti non vaccinati. Ciò vuol dire che se avessimo per assurdo tutti vaccinati, in terapia intensiva avremmo l'80% di ricoverati in meno. Quindi se oggi, nonostante ci siano 500, 600, 700, 800 contagiati al giorno che noi riusciamo a intercettare con i tamponi, nonostante questo la proiezione dei ricoveri è minimale, cioè per capirci, se fossimo ad aprile dell'anno scorso o a dicembre dell'anno scorso, noi oggi avremmo gli ospedali collassati. L'unica variante che si è introdotta è la vaccinazione, che funziona. Io faccio appello al governo affinché si decida velocemente per la terza dose. Se è sì per la terza dose, bisogna saperlo il prima possibile. Perché voglio ricordarvi che anche da un punto di vista così un po' di calendario, il 21 settembre inizia l'autunno. E se è sì per la terza dose, e se è sì, come ormai abbiamo iniziato a capire, che per i fragili, si inizia dai fragili, vuol dire che noi dobbiamo avere come focus fondamentale le case di riposo, tanto per iniziare dalle fragilità, no? E sono 30.000 ospiti, i quali anche per età hanno anche una risposta immunitaria che è di gran lunga inferiore a quella che può avere un giovane con le sue vaccinazioni. Oggi annuncio anche che abbiamo aperto le agende vaccinali fino al 30 di settembre, quindi chi vuole prenotarsi fino al 30 di settembre trova date e vaccini disponibili, Pfizer e Moderna. Io esorto tutti coloro che non sono tra le categorie, diciamo, fragili o che non si sono già vaccinati, di farlo adesso, perché se parte la terza dose tutti gli altri vanno in coda poi. Se si partirà con la terza dose che so, fra un giorno, fra due, fra una settimana, 3, mi sembra di capire anche dalle parole del Presidente Draghi che insomma sulla terza dose ormai ci sia una convergenza. Si sappia che noi, volenti o nolenti, dobbiamo mettere prioritarie le vaccinazioni ai pazienti fragili, agli anziani, e sono tanti, per cui si finisce che chi si è programmato la sua vaccinazione in tranquillità, magari un 30enne, un 20enne, un 50enne o un 40enne, rischia di trovarsi che la vaccinazione, a causa del tema della terza dose sui fragili, sugli anziani, magari se la dovrà fare a dicembre. Questo io ho l'obbligo di dirlo. Cioè, da qui a settembre potete prenotarvi, ci sono centinaia, migliaia di vaccini a disposizione. Però vorrei ricordare nuovamente che se partiamo con la terza dose le priorità cambieranno, cioè si va con gli anziani e quindi si torna a quel modello che già conoscevamo a gennaio 2021, quando tutti attendavamo che si finisse di vaccinare gli anziani, l'RSA, i fragili, per poi passare alla comunità. Quindi se qualcuno ha deciso di vaccinarsi gli conviene prenotarsi subito, altrimenti rischia di vedere sul vaccino a dicembre poi o a fine anno. Queste sono le considerazioni che faccio. La campagna vaccinale sta andando bene, siamo sicuramente una delle regioni che ha performato e sta performando meglio sul fronte delle vaccinazioni, ma anche sul fronte dei giovani, questo è il caso di dirlo. Vi ho portato i dati come vi porto sempre, e con una consueta trasparenza, nel senso che noi non siamo né per promuovere i vaccini né per affossare i vaccini, abbiamo un obbligo di legge che è chiaro, che è quello di garantire il servizio ai cittadini. Spero che i dibattiti Novax, Provax non si traducano in quello che è una guerra civile, quantomeno diciamo verbale, perché questo non aiuterebbe la nostra comunità a crescere e a uscire
sto pantano nel quale ci troviamo, che si chiama coronavirus. Dall'altro spero sempre che il governo si attivi prima o poi, guardate, è iniziato il governo Conte, continua il governo Draghi a dirlo, si attivi per una sorta di pubblicità istituzionale, comunicazione istituzionale, che non deve essere di promozione del vaccino, ma di informazione sui vaccini, partendo dalle fake news. Perché guardate che molti cittadini, allora se in Veneto è pur vero che ormai il 20% è ancora lo zoccolo duro, brutto da dire, rappresenta chi ancora non si è vaccinato o non si è prenotato, è pur vero che non è un 20% di fondamentalisti Novax che sono contrari senza se e senza ma ad ogni forma di vaccinazione. C'è chi non si può vaccinare, questi li dobbiamo rispettare, perché non si possono vaccinare. In questo 20% sono coloro che non si possono vaccinare clinicamente, ma abbiamo anche presenti coloro magari che hanno paura di vaccinarsi, perché sono sostanzialmente bersaglio di informazioni a senso unico, che sono quelle che poi definiamo fake news. E poi ci sono quelli che comunque non si vaccineranno mai perché hanno deciso di non vaccinarsi mai. Nell'ambito della volontarietà penso che sia fondamentale fare un'informazione corretta di accompagnamento alla vaccinazione. Ormai non siamo più in fase emergenziale con i vaccini, vedete che l'FDA americana ha già approvato i dossier, se non ricordo male, sono stati presentati i dossier sia di Pfizer e di Moderna per uscire da questa fase emergenziale e quindi strutturare il riconoscimento del vaccino. Funziona, per cui questo è quello che mi sento di dire. Passerei la parola alle domande. Ecco, allora io ho prenotati Filippo Tosato e poi Angela Pederiva. Prego. Buongiorno Presidente. Dunque, a proposito di appello al governo di Draghi, eccetera, eccetera, il Presidente Draghi si è dichiarato favorevole all'introduzione dell'obbligo vaccinale. E su questo tema ci sono opinioni discordi, ad esempio tra Draghi stesso e il segretario della Lega Salvini, che non solo dissente sull'obbligo vaccinale, ma pare di capire non si è entusiasta neanche del Green Pass, dell'obbligo di esibire il Green Pass in una serie di ambienti. Qual è un po' la sua posizione, nel senso che lei, dal punto di vista, Presidente della Regione, ha fatto ogni sforzo sul piano della campagna vaccinale, allo stesso tempo ricorda spesso che è un atto volontario. Un eventuale obbligo per legge come la vedrebbe? Ma guarda, io non commento un eventuale obbligo perché bisogna vedere come è strutturato. Ricordo che in Italia ci sono già 11 vaccini la cui somministrazione è in via teorica obbligatoria. Dico in via teorica perché poi c'è chi non se li fa e continua a non farseli, perché dobbiamo anche essere onesti intellettualmente e dire che abbiamo già vissuto questa esperienza, perché noi veneti siamo stati l'unica comunità in Italia che ha gestito per 10 anni l'accesso volontario ai vaccini, a differenza di tutto il resto d'Italia che aveva l'obbligatorietà vaccinale, e abbiamo visto che nonostante l'introduzione dell'obbligo vaccinale c'è ancora chi comunque non lo fa fare ai propri figli il vaccino. In linea di principio ci sono 11 vaccini obbligatori oggi in Italia. A livello internazionale, soprattutto europeo, non mi risulta, non vorrei dire una cretinata, che a tutt'oggi ci sia un paese che abbia adottato l'obbligatorietà vaccinale per il Covid. C'è da dire che se pensate che anche questo dibattito è un po' il segno dei tempi, no? Obbligatorietà, volontarietà, diciamolo fino in fondo. Arrivare alla obbligatorietà è un po' una sconfitta, no? Socialmente, no? Cioè tu dici, se un paese si ritrova costretto ad attuare l'obbligatorietà come piano di sanità pubblica vuol dire che non c'è presa di coscienza. E quindi noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, c'è qui il dottor Mongillo, potrebbe esserci la dottoressa Russo e l'assessore Lanzarin, cercando di gestire questa campagna vaccinale in maniera efficiente nell'ambito della volontarietà, e ci siamo riusciti, perché noi comunque possiamo
presentare un risultato che è unico, cioè l'80% ormai per noi è raggiunto di vaccinazione, con la volontarietà, voglio ricordare, senza nessuna campagna vaccinale di promozione, ma per scelta, perché è giusto anche, come si può dire, provare fino in fondo a fare qualcosa che sia assolutamente rispettoso delle idee di tutti. L'obbligatorietà, voi la conoscete, la mia posizione, io penso che ve l'ho sempre espressa, no? Venendo da questa, io dico una roba, bisogna vedere poi come viene interpretata, perché mi sembra di capire che in origine, ma anche nelle discussioni europee, quando si parla di obbligatorietà sia più che altro riferita a delle categorie professionali, e quindi ce ne abbiamo già alcune obbligatorietà. Basti pensare che noi abbiamo, che so, i medici che sono obbligati a vaccinarsi, lo sono al punto tale che se non si vaccinano c'è tutta una procedura che viene attuata e che arriva fino all'allontanamento dal posto di lavoro, alla censura, insomma c'è tutta una procedura. Quindi immagino, ma non ne ho fonti ovviamente autorevoli, leggo anch'io i giornali come voi, anzi voi li scrivete, e io immagino che il primo step sul quale si ragionerà sarà quello di alcune categorie professionali, ma mi fermo qui, non ne so nulla di questa idea. Peraltro il Presidente del Consiglio oggi compie anche gli anni, gli facciamo gli auguri, mi è venuto in mente adesso, se non sbaglio. Ecco, in quest'ambito una curiosità innocente. Perché tu abbia curiosità innocente è tutto da dimostrare. Lei mi addolora con questi. Beh, insomma. Innocente tosato, ma insomma. Ha mai avuto modo di affrontare nel concreto con il segretario Salvini la questione vaccinale? Cioè un confronto tra voi due in base alle esperienze diverse, l'esperienza del presidente di una regione importante, l'esperienza di un segretario politico. Ma ne abbiamo parlato in quelle riunioni che vengono fatte, cioè la posizione penso che sia ufficiale, noi non siamo contro i vaccini, penso che sia chiaro, no? E quindi la campagna vaccinale, cioè, pensate solo che comunque noi l'abbiamo portata avanti, del resto la Lega è al governo, in un governo nel quale la vaccinazione non viene ripudiata, ma Salvini stesso si è vaccinato, per cui penso che è sufficiente fermarsi qui in tutta questa partita. Dopodiché che ci sia dibattito, penso che sia anche il sale della democrazia, nel rispetto poi di scelte tecniche che non competono a noi, cioè decidere se autorizzare, scusatemi, la terza dose non è un problema della politica. La politica può dire: guardate che se avete deciso ditecelo, perché noi poi dobbiamo organizzare le vaccinazioni, ma lo deve decidere il comitato tecnico scientifico, cioè lo devono decidere gli scienziati come per altre robe. Le chiedo un'ultima cosa che nasce proprio da un fatto di cronaca. Lei prima ha citato il grande numero di test di tampone che viene eseguito ed è davvero un numero enorme. Ecco, nell'azienda sanitaria di Padova è emersa una polemica sollevata dalla CGIL che riguarda i lavoratori impegnati, diciamo, nella catena dei tamponi. E si dice che questi lavoratori in fase di rinnovo contrattuale si sono visti passare da un contratto a tempo indeterminato a un contratto determinato, precario, quasi da lavoratori a cottimo, e che questo non è un Detta così mi sembra improbabile che uno passi nel pubblico da un indeterminato a determinato, forse un po' da approfondire questa roba. Non le stesse persone, ma insomma si dice che le prime assunzioni sono state fatte in un modo, quelle successive con contratti diversi. So. Compete al dottor Dalben, che gode della nostra fiducia e sceglierà il meglio per l'amministrazione. La ringrazio. Prego. Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno.
Torno sul tema sollevato prima dalla collega Tosatto, e cioè Prego. l'obbligo vaccinale, appunto. Sì. Anche il suo collega Fedriga si diceva un po' perplesso rispetto a questa introduzione, poiché ricordava che tra i sanitari già esiste, ma tante difficoltà ha generato, e ha detto testualmente: non ci siamo riusciti neanche con loro, figuriamoci con gli altri. È preoccupato che appunto, pur andando per categorie, si possa ingenerare un effetto di divisione appunto sociale, come si è visto con la categoria medico-sanitaria? Ma guardate, io cerco di guardare obiettivamente. In Veneto abbiamo l'80% dei cittadini in maniera trasversale che si sono vaccinati di fatto ad oggi. Quindi sono ancora ottimista, spero ancora che si possa crescere ancora di più. Voglio ricordarvi che l'80% in via teorica è un atto anche di solidarietà dell'80% della popolazione che si vaccina per quelli che non si vaccinano. Perché adesso c'è poco da fare gli eroi, ma quelli che si sono vaccinati permettono che questa regione, che questo paese sia aperto. Vedete cosa sta accadendo in giro per il mondo. Quindi a me spiace che ci sia un dibattito che a volte ha dei toni assolutamente non ammissibili e con un'aggressività che è senza giustificazione. Ma del resto questa è anche un po' l'idea spesso anarchica che è stata coltivata in questo paese, no? Di essere sempre vittime del sopruso, no? Perché ogni legge è un sopruso, ogni legge è un atto di privazione della libertà. Cioè, siamo davanti a un'infezione che è senza paragoni nella storia. Ne parlavo con il professor Palù e un altro collega virologo, e entrambi dicevano che non c'è storia, nel senso che così non è mai accaduto, in virtù del fatto che siamo davanti a un mondo connesso, ovviamente. Per cui vedremo cosa decidono. Cioè, la nostra posizione è chiara come Veneto. Non è invece ancora chiaro, mi perdoni, il rapporto che ha con Salvini su questi temi, nel senso che il segretario anche ieri se ne è uscito con le dichiarazioni sulla gratuità dei tamponi. Ricordiamo che in Veneto invece è stato deciso di ripristinare il pagamento proprio per non ingenerare quella corsa al tampone troppo facile per eludere il Green Pass, e il suo partito nella Commissione Affari Sociali della Camera ha votato contro l'obbligo di Green Pass insieme a Fratelli d'Italia, quindi uscendo temporaneamente dalla maggioranza e votando insieme all'opposizione. Può chiarire in maniera definitiva qual è la posizione sua e se c'è una differenza, perché a tutti gli effetti sta apparendo questa? No, guardi, a me risulta che avessero 916 emendamenti, quindi già il fatto che la Lega presenti 916 emendamenti in commissione, me la sono fatta spiegare, è indicatore del fatto che c'era, come si può dire, un dibattito politico forte, perché 916 emendamenti, c'è un blocco di emendamenti, per cui è ovvio che c'è una prova di forza all'interno delle diverse forze politiche, ma del resto basterebbe guardare cosa è accaduto sulla riforma della giustizia e quanti emendamenti i 5 Stelle hanno presentato. Dei 916 sono stati poi, per un fatto, come si può dire, di gentleman agreement, ne hanno ritirati la stragrande maggioranza, ne sono rimasti 40. Dei 40 alcuni sono stati approvati. Allora, se è vero che tra i 40 c'era anche, così, fra virgolette, l'abrogazione del Green Pass, dall'altro è altrettanto vero che nei 40 ce n'è uno che proroga il Green Pass dai 9 ai 12 mesi che è stato approvato. Schizofrenia politica questa, allora? No, il fatto è che il dibattito politico c'è stato. È anche vero che sono stati introdotti, grazie a uno di questi 40 emendamenti, i tamponi molecolari salivari. È anche vero che grazie a uno di questi 40 emendamenti della Lega, rispondo a una domanda che mi avete fatto, si è prorogato i termini per poter assumere ancora medici e infermieri dall'estero per le RSA, per gli ospedali. Mi fermo qui, quindi il Green Pass c'è, io ce l'ho, ce l'ha anche Salvini fra l'altro, ho letto che anche lui ha detto io ce l'ho il Green Pass. Noi stiamo operando in regime di Green Pass e non c'è nessuna mia posizione, insomma, contro il Green Pass, ma del resto voglio ricordare che la Lega ha fatto approvare un emendamento secondo me corretto di allungamento dai 9 ai 12 mesi del Green Pass. E sulla gratuità dei tamponi, Presidente? Sulla gratuità dei tamponi, guardate, se la vogliamo leggere senza pensare al dibattito politico e alle polemiche, è una questione da spiegare con un minimo di obiettività.
Noi siamo stati quelli che hanno fatto tanti tamponi per evitare di trovarci sorprese, li facevamo gratuiti, ma per un motivo tu lo sai, perché nessuno veniva a farsi i tamponi. Ve lo ricordate? Non c'era ancora l'obbligo del Green Pass e in quella fase a noi servivano i tamponi gratuiti per monitorare il grado di circolazione del virus. Quindi non voglio che qualcuno venda l'iniziativa del Veneto collegata o scollegata dal Green Pass. È una roba per i cavoli suoi, che aveva un motivo che era quello dello screening sociale. Li abbiamo sospesi il momento in cui il Green Pass ci ha fatto schizzare verso l'alto l'accesso ai tamponi. Non eravamo in grado di sostenerlo. E mi fermo qui. Però c'è una questione che non è irrilevante. Ci sono dei cittadini in Italia, non so se sono 10, 15, 20%, che comunque non possono vaccinarsi. Ce li abbiamo anche noi in Veneto. E che comunque se vogliono andare al ristorante o da altre parti devono farsi il tampone. Questo ad esempio è un'area grigia che ha diritto a una risposta. Se poi mi dite che la gratuità serve per bypassare il Green Pass e quindi di conseguenza il vaccino, quella è un'altra roba. Ma comunque è innegabile che ci siano dei cittadini che hanno bisogno di farsi i tamponi perché non possono farsi il vaccino. Se poi vogliamo anche metterci assieme a questi cittadini una fascia delicatissima che è quella dei minori, noi siamo bersagliati da minori che devono fare sport. Minori sono, i 12-19 sono vaccinati al 60%. Capite che i minori sono una no-fly zone. In questa fase di non obbligatorietà abbiamo anche molti ragazzini che devono fare sport e hanno bisogno di 3 tamponi alla settimana. Questo è un altro tema sul quale bisogna discutere, ma per discutere di questi temi non necessariamente uno deve essere contro i vaccini e contro il Green Pass. C'è la mia posizione. Grazie. Prego. Nel frattempo ha chiesto di intervenire Cristina Giacomuzzo, poi Pittarello. Buongiorno Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei prima parlava dell'importanza in questo momento e quindi un appello per una campagna di informazione sul vaccino. Rivolto, mi pareva di capire, a livello nazionale. Come Regione si sta muovendo, si sta pensando? No, non la stiamo facendo perché io sono estremamente convinto che deve essere autorevole, validata dalla comunità scientifica e dovrebbe partire da quelle che noi riteniamo fake news. Ad esempio in questa fase storica la notizia che più circola nei social è quella delle reazioni avverse e dei malati gravi da vaccinazione. Vogliamo chiarirla sta storia o no? Perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che la reazione avversa sono anche le 3 linee di febbre, che uno segnala che ha avuto la febbre. Ma non è una novità nella somministrazione del vaccino in generale, nei vaccini in generale, piuttosto che le diarree o il mal di testa o altro. Cioè abbiamo 11 vaccini obbligatori e penso che molti genitori possano commentare che tu sei mamma, cioè quante volte hai avuto la febbre ai tuoi figli con i vaccini, cioè succede. Quindi io direi che è fondamentale rispondere a questi temi, non sono fake news, ok, chiariamola fino in fondo, perché c'è un contingente ancora che secondo me potrebbe farsi il vaccino di persone che nell'ambito della volontarietà, se fossero giustamente informate, avrebbero una diminuzione della loro paura e ansia all'accesso ai vaccini. Ma sentite, ha senso che ancora si diffonda un video mio che sta girando da 3 mesi, nel quale è stato tagliato, l'avrete anche visto, opportunamente, c'ho l'assessore Lanzarin al mio fianco e dico, né io né l'assessore Lanzarin ci siamo vaccinati, non ci pensiamo proprio, ma poi il video continuava dicendo prima è giusto che vengano vaccinati gli anziani, invece mandano in giro sto video, voi dovete leggere i commenti sotto, lasciate perdere il video, i commenti sono tutti quelli di persone che dicono vedi neanche lui si è vaccinato, io mi sono vaccinato, ho fatto 2 dosi di Pfizer, ho il Green Pass e se c'è la terza dose da fare me la faccio subito, tanto per capirci, perché ho visto i dati israeliani. Insomma, il tema degli anticorpi è un tema non da poco. Voglio ricordare che 2 giorni fa è morto un ragazzo di 39 anni ricoverato da 4 giorni in terapia intensiva a Conegliano, che abbiamo
persone di 30enni, 50enni in terapia intensiva, insomma lo scenario sta cambiando. Nonostante ci siano monoclonali, nonostante ci siano un sacco di cure che non avevamo nel 2020, ma se non ti vaccini è come buttarsi dall'aereo senza paracadute, dipende quanto alto è l'aereo. Stefano Pittarello. Buongiorno. Buongiorno. Dice il Presidente che il 30 settembre, cioè aperte le agende vaccinali fino al 30 settembre con Pfizer e Moderna, se ho scritto correttamente. Sì. Un po' l'occasione per fare un po' il punto su come stiano procedendo le scorte, nel senso rispetto a altri momenti è tutto tranquillo. Ne abbiamo, guarda, scorte ne abbiamo, ti posso dire questa mattina. Ecco, questa mattina noi abbiamo aspetta di qua. Scusate un attimo. Eccoli qua. Abbiamo 400, vi do allora, di Pfizer abbiamo 455.119 dosi, di Moderna 208.358, Johnson & Johnson sono 44.982, AstraZeneca 63.430. In totale comunque di vaccini presenti ne abbiamo 771.889 dosi, guardate, ne abbiamo che bastano per tutti quelli che mancano ancora da vaccinare. Noi Astra non ricevono più e anche Johnson mi sembra, no? Noi i vettori virali non li riceviamo più, ma penso da un mese e mezzo ormai. Quindi questi che vedete sono un magazzino che abbiamo e basta. Prego. Grazie, io non ho altre richieste di giornalisti per il Presidente. Scusa, Marco Bonet. Prego Marco. Prego. Volevo sapere il piano per la scuola, se ce lo presenterete, quel tema delle sentinelle, test salivali. In maniera puntuale assieme a quello dei trasporti la prossima settimana. Okay. Quindi oggi è venerdì, se non è lunedì sarà mercoledì. Okay. Quindi in maniera... Sì, perché anche questo fatto che i test salivali adesso sono ok per il Green Pass, apre tutto un capitolo, no? Ma noi faremo salivari molecolari perché ne abbiamo quasi 1 milione per le scuole. E penso che il fatto, questo è un emendamento Lega, va ricordato, il fatto che ci siano i salivari molecolari che sono validati, non stiamo parlando dei rapidi salivari, è anche ancora meno invasivo, pensate, per i ragazzini, per i bambini. Se uno deve fare un contact tracing e c'è un bambino in casa di un contagiato, invece di arrivare allo stecco sul naso magari si fa un salivare, a parte il fatto che ormai i tamponi nasali sono tutti su fossa nasale, per cui hanno un'invasività che è zero, non sono più, ecco, anche questo lo dobbiamo dire ai cittadini. Molti non vanno a farsi il tampone perché hanno paura, perché hanno provato il primo tampone, non si fa praticamente più quel tampone lì, quindi non fa male. Prego dottor Mongillo. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi per una volta non vi parlo almeno di mia iniziativa dell'andamento della campagna di vaccinazione, parliamo di qualcos'altro. Naturalmente se c'è qualche aspetto o qualche domanda sono naturalmente disponibile anche per la campagna di vaccinazione. Allora, oggi in particolare volevo in maniera sintetica presentare quello che, senza entrare in aspetti clinici che non rientrano tra le mie competenze, quindi guardiamo quello che è una valutazione del possibile andamento dell'epidemia, con particolare riferimento alla proiezione dell'impatto sulle terapie intensive e dei dati sui positivi, quindi i nuovi casi, che sono 2 aspetti che noi fin dall'inizio monitoriamo molto attentamente e riserviamo in particolare alle terapie intensive un'attenzione particolarmente alta. Quindi in particolare oggi vi presento quello che è l'attuale previsione. Come tutte le previsioni, quindi è basata sui dati ad oggi disponibili e ha un certo margine di incertezza, e quindi una proiezione che dà dei massimi, dei minimi, quindi una sorta di cono d'ombra, ma che ovviamente non può essere presa come qualcosa di scolpito nella pietra.
Una breve premessa però, intanto il modello che è stato sviluppato a livello regionale ovviamente si basa su dei consolidati principi internazionali, anche quindi su modelli scientifici validati a livello internazionale, però la cosa importante è tarato ovviamente sui dati storici registrati in Veneto fin dall'inizio dell'epidemia, ed è un sistema quindi che, tra virgolette, impara in tempo reale e si aggiorna con quello che è successo. E in base a quello che è successo e che succede prova a fare delle proiezioni su quello che potrebbe succedere. In particolare la finestra temporale sulla quale il modello si spinge a fare delle previsioni è da oggi a 3 settimane in avanti. Okay. In particolare sono diversi parametri che vengono stimati: l'RCT, l'andamento delle terapie intensive, i casi positivi, eccetera. Oggi ci concentriamo sulle terapie intensive e sull'andamento dei casi positivi. Come dicevo, c'è sempre un margine di incertezza, però valutando tutto quello che il modello aveva previsto e confrontandolo con quello che poi si è effettivamente registrato, abbiamo sempre visto che queste due curve sono molto vicine, sono abbastanza sovrapponibili. Inizialmente abbiamo ipotizzato che ci fosse un margine di errore accettabile, siamo sempre stati al di sotto di questo margine di errore del 10%, quindi devo dire che sono modelli che sono sempre stati discretamente attendibili, nel senso che la curva di quello che era previsto è sempre stata molto vicina alla curva di quello che poi si è realizzato. In particolare, e ho finito con le premesse, andiamo a vedere la proiezione delle terapie intensive. Cioè, ad oggi, sulla base di quello che sono i dati disponibili, faccio questa precisazione per far capire che non abbiamo tralasciato alcun aspetto. Non valutiamo quello che è disponibile oggi, ma quello che è disponibile 2 giorni fa, quindi 48 ore precedenti, in modo da evitare qualsiasi errore o ritardo di classificazione. Quindi la stima è basata su dati consolidati, quindi con un ritardo di 48 ore. Ad oggi abbiamo, 48 ore fa avevamo 53 posti in terapia intensiva, la proiezione a 3 settimane è di arrivare con un piccolo aumento a 60 posti occupati di terapia intensiva. È una variazione stimata di circa 7 posti occupati, se volete anche in percentuale circa l'11% in più di quello che abbiamo oggi. È una proiezione, ovviamente la proiezione dà un'area di incertezza, qualunque punto dentro quest'area di incertezza è plausibile, quindi potremmo aspettarci sia un andamento in flessione sia un andamento leggermente in aumento, però se vogliamo concentrarci intorno a una cifra, la previsione fatta oggi con tutte le premesse che ho detto ci dice che da qui a 3 settimane dovremmo arrivare a circa 60 posti occupati in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece l'andamento dei positivi, quindi dei casi, anche qui per precisione, mentre con le terapie intensive i dati sono aggiornati con 48 ore di ritardo, per quanto riguarda i casi positivi partiamo da un po' più indietro, quindi sono dati di 4 giorni, e questo per metterci al sicuro da tutti i possibili ritardi diagnostici o di registrazione, quindi per stimare qualcosa su delle fondamenta abbastanza stabili. 4 giorni fa quindi avevamo 12.945 soggetti attualmente positivi, la stima di qui a 3 settimane è di arrivare a un incremento di circa 1.800 nuovi positivi, per un totale di 14.700 circa, poi sono numeri che possiamo mettere a disposizione. Queste, ripeto, sono stime sulla base di quello che abbiamo registrato, con tutta l'esperienza di quello che è successo in 1 anno e mezzo sull'andamento dei dati, e con una proiezione a 3 settimane. Abbiamo voluto anche fare dei confronti per validare ulteriormente il metodo con altri sistemi di stime che ci sono a livello nazionale, e posso dire che siamo abbastanza allineati. E ci sono vari sistemi, vari modelli di cui non entro nel merito delle scelte matematiche alla loro base, però tutto sommato con l'attuale scenario epidemiologico tutti concordano su questo andamento. Cito solamente un esempio, c'è un modello dell'Istituto Superiore di Sanità un po' più, come posso dire, complesso da interpretare, perché fa una stima probabilistica
e ci dice in particolare che da qui a 3 settimane il periodo di previsione è circa lo stesso, avremo una probabilità superiore al 50%, quindi non è molto preciso perché una probabilità superiore al 50% non è molto solida, non è molto granitica. Comunque avremo una probabilità di arrivare a una copertura di posti letto in terapia intensiva di circa il 10%. Anche questo però è un sistema di previsione molto sensibile. Abbiamo avuto altre previsioni dell'istituto, magari anche nelle settimane precedenti, molto sensibili all'andamento, che descrivevano fluttuando scenari molto rassicuranti o molto catastrofici. Quindi noi riteniamo comunque che globalmente attualmente siamo abbastanza allineati come previsioni su quello che è il nostro modello. Questo per dire in maniera sintetica quelli che sono i 2 aspetti principali oggetto di attenzione. Saremo probabilmente pronti entro la settimana prossima, lo posso anticipare, perché stiamo avendo i primi risultati di anche questa è una stima, è una proiezione, ma quanti decessi ci sarebbero abbiamo evitato con la vaccinazione. Quindi stiamo calcolando, se non avessimo vaccinato nessuno, quale sarebbe stato l'andamento, quindi non in questo caso di terapie intensive o di casi positivi, ma di deceduti. Questo per capire che impatto ha avuto e sta avendo la vaccinazione. Concludo, ma è strettamente collegato a quello che ho appena detto, e tra qualche giorno o qualche settimana, insomma circa una settimana, dovremo avere i risultati di questo che ho appena detto. Qualcosa è già evidente e si vede nelle curve di quello che è stato l'impatto della vaccinazione. Poi è un grafico che trovate nel materiale che mettiamo a disposizione, ma c'è un grafico che mette in relazione tutti i decessi che ci sono stati in Veneto e in particolare i decessi all'interno delle case di riposo. Si vede che la curva dei decessi nelle case di riposo è praticamente ridotta al minimo da quando c'è la vaccinazione, mentre è continuata al di fuori delle case di riposo. Comunque adesso lo so che immaginare a parole un grafico che sto descrivendo è difficile, poi col supporto iconografico sarà facile capire ed è adeguatamente evidenziato, insomma, questa parte della curva, che è ovviamente l'effetto della vaccinazione, che ha visto tra gli ospiti delle case di riposo i primi soggetti insieme agli operatori sanitari, e quindi sono i primi su cui è fortemente visibile l'impatto di quello che è stata la campagna di vaccinazione. Io avrei finito con uno sguardo sui numeri in avanti. Naturalmente sono a disposizione. Grazie, dottor Mongillo. Se ci sono domande, sì, Filippo Tosato e poi Angela Pederiva. Ecco, dottore, lei ha detto che c'è un margine di incertezza, di errore in queste previsioni. È un margine che si può ritenere inferiore al 10%? Sì, ho dimenticato di dire il numero preciso, avevo solamente detto prima che noi abbiamo ritenuto che l'errore fosse accettabile fino a un 10%. Andando a vedere in particolare quello che è successo in base a quello che avevamo previsto, per quanto riguarda le terapie intensive, le curve sono molto vicine, con un errore dell'8%, mentre per quanto riguarda i positivi la previsione è stata più accurata, perché l'errore che abbiamo registrato negli ultimi mesi è del 6%, lo scostamento tra l'atteso, il previsto e poi l'effettivamente registrato. Quindi sì, grazie per la domanda, perché avevo dimenticato di dire i numeri puntuali. C'è una previsione che riguarda la dinamica dei decessi? Allora, probabilmente lo possiamo fare, lo possiamo calcolare. Noi ci siamo concentrati su questi 2 aspetti. Per quanto riguarda i decessi, c'è un limite da tenere conto. Adesso fare una stima in questi giorni, in cui i decessi fortunatamente sono molto pochi, una stima basata su piccoli numeri si presta a delle distorsioni, a delle fluttuazioni molto ampie. Però nell'ambito di quel lavoro di cui presenteremo gli esiti che ho annunciato poco fa, quindi quello per stimare che decessi ci sarebbero stati senza la vaccinazione, probabilmente un approfondimento su questo potremmo ottenerlo. Va bene. Le chiedo un'ultima cosa, ma è un dettaglio, nel senso che il Presidente Zaia prima ci parlava dell'80% della popolazione che ha aderito alla campagna vaccinale. Allora poi ha specificato, ci metto dentro i vaccinati, quelli che hanno fatto il ciclo completo, e quelli che hanno prenotato
Esatto, ho capito bene. I numeri che ha dato prima sono quelli attualmente vaccinati più quelli che attualmente si sono prenotati, quindi hanno manifestato l'intenzione di vaccinarsi. Quindi è un dato formato da una parte con vaccini già somministrati e una parte che lo farà. Voglio dire, nella realtà quelli che si sono prenotati non sono vaccinati. Infatti, ma lui in premessa l'aveva detto, quelli sono tutti quelli vaccinati o agganciati dal sistema. Quelli attualmente vaccinati siamo al 77,9%. Al 77,9%. Sì. Va bene. Questi sono quelli ad oggi vaccinati. Lui ha dato il dato cumulativo tra i vaccinati e i futuri vaccinati in base alla prenotazione. Per una prenotazione verosimilmente uno può sempre cambiare idea, ma è seguita poi dalla presentazione al centro vaccinale per la somministrazione. La ringrazio. Angela Pederina. Grazie, buongiorno dottore. Buongiorno. Solo 2 chiarimenti sui numeri. Ci può dare l'incremento percentuale nella stima dell'aumento dei positivi nelle prossime 3 settimane? Forse l'avevo tralasciato, comunque in base a quello che sappiamo oggi è più 12,4%. Perfetto, grazie. E quando ha citato quell'altro sistema di calcolo, di stima da parte degli SS e citava questa probabilità al 50% di arrivare al 10% di occupazione dei reparti di terapia intensiva, si riferiva al Veneto ovviamente? Era il Veneto. Sì, l'istituto fa una stima personalizzata per ogni regione. Perfetto. Però quella non la commenterei eccessivamente perché per esempio nelle 2 settimane precedenti, nella stima fatta dall'istituto, che era relativa quindi ai giorni che stiamo vivendo oggi, c'era uno scenario molto peggiore che poi non si è verificato. Quindi noi la consideriamo come un elemento informativo tra le varie stime che ci sono, ma la stima che abbiamo fatto con il nostro modello si è rilevata più accurata, più attendibile. Grazie. Prego. Marco Bonet. Adesso non so se magari compete a lei la lettura di scenario, però con questi numeri qui la gente si chiede che autunno e che inverno ci attendono. A me pare di capire abbastanza sereno, salvo cataclismi, no? Cioè gli incrementi percentuali sono molto piccoli, siamo lontani dai numeri a cui eravamo abituati nei mesi scorsi, nelle altre ondate. Allora, queste sono le proiezioni con tutte le incertezze che abbiamo fatto. Siamo tutti curiosi di capire l'impatto che ci sarà con l'apertura della scuola. Okay. Quindi difficile dire che questo è lo scenario che avremo di qui a dicembre. Magari ne riparliamo tra qualche settimana dopo che si è aperta la scuola, non tanto per quello che succede in classe, perché l'attenzione su quello che c'è in classe è molto alta, c'è il sistema di monitoraggio, ci sono le nuove linee guida nazionali che saranno oggetto sicuramente di un approfondimento la settimana prossima, ma per tutto il contorno che è legato al mondo della scuola. Quindi rivaluteremo quei numeri che ho presentato oggi anche dopo qualche settimana dal 13 settembre. Lì magari saremo in grado di fare di alzare un po' lo sguardo un po' più lontano. Ecco. Allora, grazie, non vedo altri colleghi che intendono intervenire. Grazie dottor Mongillo, appuntamento alla prossima volta. Grazie.